Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo ma il morale è per terra. Se mi trascuri impazzisco come maionese ci sta male. Male, male, male. Vorrei svagarmi ma oggi una canzone dura come un temporale, anche se è molto popolare. E mi hai buttato via in un sabato qualunque, mentre andavi in cerca di uno slancio di modernità. Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la notizia crolla il mondo. Un divano e due telefoni alla tomba dell'amore. C'era dentro anche un dottore. Porta un chilo di gelato e poi nel dubbio porta un fiore. E almeno un kiss, please. E se oggi ho le pupille più grandi del cuore non mi giudicare. Male, male, male. Che dovrei dire io che ti parlavo e tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare. Tu mettevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la notizia crolla il mondo. Ma fortunatamente un sabato qualunque mi hai portato via da tutta quanta la modernità. Ma dove scappi senza cuoricini, cuoricini, per l'autostima cuoricini, cuoricini, che medicina cuoricini, cuoricini, ma che tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la notizia crolla il mondo. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 936 di oggi, giovedì 13 febbraio, l'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre e salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, vi perdete la rassegna stampa di Semivarin. A proposito, domani non c'è lui, ci sono io, quindi faremmo una rassegna stampa un po' diversa come la faccio io, ovviamente. Poi abbiamo naturalmente gli Autodafé di Giulio Cainarca, le videopillole e molto altro ancora. Avete ascoltato i Comacose con Cuoricini a questo festival di Sanremo, ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con il suo Diritto e rovescio. Sveva quando vuoi.
Antonino, a te la linea. Grazie. Allora, non funzionava bene l'audio in questo video, per cui ve lo riassumo in breve. Il 23 di febbraio si avvicina e rappresenta una giornata cruciale per la Germania. Perché? Perché si vota e soprattutto il problema è che l'SPD, che era per esempio il secondo partito tedesco alle elezioni, adesso è diventato il quarto, è arrivato l'AfD con cui nessuno vuole fare una coalizione di governo, la sinistra si è ulteriormente divisa, quindi i partiti sono diventati 7 in Parlamento, per cui questo governo nasce già sotto una cattiva stella, che è il pensiero peraltro che il nostro Roberto Giardina, anche lui collega di Italia Oggi, naturalmente ha scritto nei giorni scorsi più volte sul giornale e che naturalmente ci ha raccontato anche qui a Zoom quando è stato nostro gradito ospite. Per cui questo è il succo del diritto e rovescio di questa sera del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Ma adesso, se siamo pronti, abbiamo il Qui Parlamento, ascoltiamo l'onorevole Alberto Bagnai che discute le mozioni sulla competitività europea a seguito del rapporto Draghi. Sveva quando vuoi. Qui Parlamento. Grazie, signor Presidente. Mi permetta rapidamente di ricordare a me stesso, a beneficio di chi ci assiste dalla tribuna di questa augusta aula e anche di chi ci assiste ai lavori dalla tribuna virtuale della web TV, in che fase dei lavori parlamentari siamo. Lo farò in sintesi sperando di essere anche rispettoso. Siamo nella fase degli atti di indirizzo, che sono quel momento in cui l'opposizione lecitamente esorta la maggioranza a perseguire dei nobili fini, che possono essere la pace nel mondo, una maggiore prosperità, un mondo più pulito o anche una maggiore competitività. Fatto sta che, indipendentemente dal fatto che l'opposizione abbia piena consapevolezza di ciò di cui sta parlando, nel caso della competitività poi argomenterò che non ce l'ha, e nonostante questi fini siano talmente, come dire, incontrovertibili da essere anche in realtà vuoti di contenuto, perché chi vorrebbe un mondo più sporco, più povero, eccetera, eccetera? Nessuno di noi, o almeno se anche lo volesse per malvagità non andrebbe a dirlo in giro. Quando poi si arriva ai mezzi subentra il problema, perché i mezzi, se questi fini sono proposti dalla sinistra, sono sempre due: o la patrimoniale o il debito comune, cioè o quello che io chiamo lo sterminio dei kulaki o quello che oggettivamente si palesa come un commissariamento, perché al termine del debito comune c'è sempre qualcuno che viene qui a dire noi come noi dobbiamo spendere i nostri soldi. Questa è una lunga tradizione. Io voglio ricordare che un politico più famoso di me disse che per eliminare i kulaki come classe è necessario spezzare con una lotta aperta la resistenza di questa classe e privarla delle fonti economiche della sua esistenza e del suo sviluppo. Il compagno Stalin la vedeva così, e anche chi continuamente aggredisce la casa di proprietà e la possibilità di metterla a reddito la vede così, attacca la classe media in quello che è uno dei motori, diciamo, del suo benessere. Noi invece non vogliamo né il massacro dei kulaki né il commissariamento, e quindi l'opposizione ci dirà che siamo cattivi, vogliamo un mondo brutto, sporco. Assicuro ai presenti che non è così. Qui c'è un problema. Prendiamo per esempio l'ambiente, no? Io ho assistito qualche tempo fa a un interessante convegno in cui il presidente di Federacciai, per esempio, ha argomentato in modo molto convincente che in Italia l'acciaio verde esisteva da parecchi decenni prima che se ne parlasse in Europa, perché grazie all'idroelettrico delle valli alpine e grazie purtroppo ai rottami lasciati dalla Seconda Guerra Mondiale, noi già facevamo acciaio verde mezzo secolo prima che se ne parlasse nelle auguste sedi europee. Mi spiego? Ecco, dov'è che l'Europa eccelle, mi perdoni, nel riciclo? Eccelle nel riciclo
della classe politica. Faccio un esempio, il dato più macroscopico, no? Noi stiamo qui discutendo di indirizzi politici che sono espressi in un documento sul quale vorrei darle alcuni dati. E i dati sono questi. Lega meno 8,6, Forza Italia meno 5,9, Movimento 5 Stelle meno 17,3, Partito Democratico 0,3. Sa cosa sono questi? Questi sono i risultati, lo scarto fra il risultato alle politiche del 18 e quello alle politiche del 22 dei principali partiti che hanno sostenuto nella fase terminale della legislatura precedente il governo Draghi. Naturalmente devo aggiungere Fratelli d'Italia più 21,7, perché chi invece non ha sostenuto Draghi è cresciuto. Allora, che cosa voglio dire? A me sembra che qui forse ci dovremmo tutti porre un problema di quello che si potrebbe chiamare un vulnus democratico, una stortura. L'ordinamento unionale sembra una cosa fatta apposta per far rientrare dalla finestra della Commissione con potere di indirizzo politico una persona che è uscita dalla porta di una sfiducia parlamentare risonante e che ha lasciato le macerie della maggioranza che lo ha sostenuto, causando una meritata, perché voglio dirlo ai colleghi di Fratelli d'Italia, crescita degli unici che non lo hanno sostenuto. E noi dovremmo stare qui a discutere di quello che ci dice? Ma secondo me no. E neanche per, diciamo così, animosità politica, dalla quale assolutamente io sono immune, come è noto a lei, Presidente, ma anche perché vogliamo parlare un attimo di economia sul serio, perché non ci sono stati solo dibattiti parlamentari su questa roba, ci sono anche stati dibattiti scientifici. Allora io ai colleghi che spesso in quest'aula usano la scienza come una clava per far sta zitto chi non la pensa come loro, vorrei sommessamente citare alcune considerazioni fatte da un economista, Olivier Blanchard, che si può googlare se non lo si conosce, e però mi permetto di ricordare a me stesso che se non lo si conosce è un po' un problema, che ha solo 141.227 citazioni, un H-index di 134, quindi se non è il migliore economista è il secondo, che ha preso il rapporto Draghi e ci ha fatto capire alcune cose. Io partirei proprio dall'inizio. La prima osservazione che fa Blanchard su questo rapporto è molto semplice, ma come si fa a porre a tema la competitività in un'area del mondo che ha un surplus strutturale di 500 miliardi di dollari più o meno e che lì tende, salvo il grosso shock che c'è stato durante la pandemia. La competitività, ricordo, è la capacità di proporre sui mercati internazionali i propri prodotti a un prezzo conveniente per tirare su la bilancia dei pagamenti. Ma noi a dove vogliamo spingerlo il nostro surplus di bilancia commerciale? 13.000 fantastiliardi? Siamo tuttora la primaria fonte di squilibri macroeconomici globali e ci poniamo il tema della competitività? Ma capite che è assurdo, no? Poi in questo simpatico rapporto prevale l'ottimismo della volontà verde, ovviamente in grisaglia, ovviamente con un nodo della cravatta impeccabile, ma sempre quella roba lì è. Il verde porterà crescita e Blanchard ci dice una cosa semplicissima. Cos'è l'economia verde? Di fatto l'economia verde è questo: se tu vuoi produrre e quindi produci emissioni, devi acquistare il permesso di emettere gas serra. Questo significa banalmente che i gas serra diventano un fattore di produzione, perché tu devi acquistarli se vuoi produrre. Non so se riesco a farmi seguire nel mio ragionamento. E se vuoi un mondo verde devi tirarne su il prezzo. Quindi di fatto il mondo della transizione è un mondo dove, qui mi seguiranno diciamo gli economisti, si crea uno shock di offerta permanente e persistente. Mi seguirete anche voi: quando il prezzo della produzione sale naturalmente dal lato della domanda si diminuisce, cioè si crea un mondo recessivo e inflazionistico. Non vuol dire che la transizione non sia giusta, ma vuol dire che non dobbiamo presentarla falsamente come un motore di crescita, perché crea un contesto inflazionistico, un contesto recessivo che in qualche modo andranno gestiti, no? Questo ce lo dobbiamo pur dire. E allora come le gestiamo? Combattendo la frammentazione, perché combattendo la frammentazione, che non si
non si sa bene cosa sia, noi aumentiamo la produttività. Quindi non ci vogliono i campioni nazionali, ci vogliono i campioni europei. Ma anche qui Blanchard fa un'osservazione che è veramente alla portata di chi parla e quindi ovviamente ancor più alla portata di chi ascolta in quest'aula che racchiude tante competenze. Ma avete mai fatto caso a quando per esempio un grande fondo internazionale acquista una grande azienda e vuole ovviamente estrarne valore per mettersi i soldi in tasca e tornare a casa sua? Qual è la prima cosa che fa? Fa lo spezzatino, divide le unità funzionali o separa le subholding e le vende separatamente, perché così creerà più valore che vendendo tutto il pacco insieme. Quindi non è detto che grande è bello in un mondo in cui spesso vediamo che si fa piccolo per estrarre maggior valore. E vogliamo poi parlare della mitologica unione dei mercati dei capitali, che dovrebbe portare a ben 250 basis point di riduzione del costo del finanziamento. Oltre a dire che questa stima è una stima abbastanza fantasiosa, Blanchard fa osservare con molta semplicità che non necessariamente un costo del finanziamento più basso porterà gli investimenti che sono realmente utili. E allora, visto che è di stagione, mi permetta di citare a lei che è un musicista raffinato la nostra tradizione nazional popolare. E mi viene da dire, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile? O forse è possibile? Perché noi ci dobbiamo dire che se, come diceva Keynes, cito, gli uomini pratici che si sentono completamente liberi da qualsiasi influenza intellettuale sono in genere schiavi di qualche economista defunto, questo Parlamento, che comprende una maggioranza fatta di uomini liberi, non vuole essere schiavo di un economista sfiduciato dal popolo italiano e dalla stessa professione scientifica. Grazie. E questo è il motivo per il cui noi sommessamente deporremo il nostro no a delle mozioni che per noi hanno questo vulnus in radice, quello di basarsi su indirizzi dati da chi potere di indirizzo in realtà, secondo noi, non ce l'ha. Grazie. Bene, grazie onorevole Bagnai. Qui Parlamento. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Per la rubrica Donne di mito, donne di realtà, oggi parliamo di Medusa, figura la cui complessità e fascino ci colpiscono tuttora. Secondo il mito, Medusa era una delle 3 gorgoni, creature mostruose con capelli di serpenti e il potere di pietrificare chiunque le guardasse negli occhi. Delle 3, tuttavia, era l'unica non immortale. Le versioni del mito che parlano della sua storia sono numerosissime. Tra le più intense c'è quella che la ricorda come una bellissima fanciulla che fu trasformata in mostro da Atena, dea della saggezza, per aver profanato il suo tempio, giacendo costrittivamente con Poseidone, dio del mare, che l'aveva violentata. La bruttura di una colpa non sua ricade dunque su uno dei simboli della bellezza femminile, secondo la tradizione, cioè i capelli. Il suo destino è conosciuto. L'eroe Perseo, aiutato da Atena e da altri dei, usando uno scudo a specchio per non incrociare lo sguardo pietrificante del mostro, riesce a ucciderla. E così, a punto del mostro temuto, resta una testa di donna che l'eroe ancora sfrutta per le sue imprese. Donna punita, donna usata, perfino dopo la morte. Nella sua chioma di serpenti e in quello sguardo che non perdona c'è l'esternazione della rabbia femminile. Lei e il suo genere hanno vissuto delle ingiustizie e il suo aspetto è la denuncia di queste. Molto spesso, tra l'altro,
La rabbia delle donne viene repressa o stigmatizzata in società. Esternarla, anche se non per proprio volere, sembra quasi una liberazione. Dalla fanciulla bellissima che era, diviene mostro, non per suo volere, appunto, ma per quello che la società ha voluto diventasse. Rappresenta ciò che è diverso e non rientra nei canoni socialmente accettati. Di questo ostracismo lei però fa forza e segno di indipendenza. Medusa sa di incutere terrore, di potersi difendere con il suo sguardo fatale. Anche qui, in realtà, c'è qualcosa di simbolico. Pietrifica l'uomo, lo rende inerme, ne sottrae il potere, lo rende impotente. Nello sguardo delle donne c'è un potere di cui forse neanche loro si rendono conto. Antonino, a te la linea. E allora, eccoci qua, grazie alla nostra Gabriella Ronza. Insomma, quanto siete Medusa, quanto sottraete potere, quanto siete, diciamo così, potenti. Tu ti senti un po' Medusa, Sveva? Devo capirlo, ci rifletto su. Ecco, una risposta molto democristiana, devo dire. No, giuro di no, giuro di no. No, non credo tu sia medusiaca o con capacità di medusa, credo proprio di no. Va bene, sono le 18:36 minuti e 52 secondi questa sera sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, bella gente, avremmo dovuto avere a quest'ora l'immenso Carlo Cambi, solo che è stato comandato per servizio, come si diceva, sotto le armi, e in particolare, insomma, deve fare una cosa per conto della Verità, deve preparare un pezzo dopo aver seguito un discorso che Trump farà dopo le ore 19. Per cui stasera niente ufficio cambi, da questo momento il telefono è aperto allo 02 92 94 7222 se avete voglia di intervenire appunto attraverso l'apparecchio inventato da Antonio Meucci, oppure 340 670 9659 se volete mandare le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, per commentare i fatti e le notizie della giornata. Devo dirvi purtroppo che, insomma, sapete che quest'oggi c'è stato questo drammatico fatto in Germania. In Germania è successo che praticamente in quel di Monaco un cittadino afghano che tra l'altro aveva ottenuto asilo politico in Germania, con la macchina è andato addosso a un gruppo di persone in quel di Monaco, ne ha ferite almeno 28. Per il momento la polizia, dice la BBC, sta indagando come possibile attentato. Il sospetto, tra l'altro, era noto alla polizia per furto e per reati collegati alla droga. Questo 24enne è arrivato in Germania nel 2016, si era visto rigettare la sua richiesta di asilo, ma la sua espulsione era stata sospesa. La polizia dice che questa vettura, una Mini, ha accelerato prima di colpire il pubblico che affollava praticamente questa manifestazione dei sindacati. Un poliziotto ha sparato un colpo a questo sospetto poco prima che lo arrestassero. Naturalmente questo è avvenuto qualche ora prima che il vicepresidente americano Vance e Zelensky, il presidente ucraino, sono attesi a Monaco perché si terrà appunto questa conferenza sulla sicurezza di Monaco, ma la polizia ritiene che questo gesto non sia comunque correlato all'evento politico che si terrà a breve. Per cui la situazione si è fatta abbastanza tesa, direi, in quel di Monaco. Naturalmente vi daremo gli aggiornamenti di minuto in minuto su quello che chiaramente emergerà da questi fatti. Tra l'altro il presidente della Baviera, il leader della CSU, Markus Söder, ha detto chiaramente che oggi a Monaco di Baviera si è trattato presumibilmente di un attentato, scrive l'ANSA.
Qualcosa deve cambiare in Germania, dice Soder, non si può andare avanti di attentato in attentato. Diverse autoambulanze sono arrivate sul posto all'incrocio tra Dachauer e Seidlstrasse. Secondo le prime informazioni, appunto, come l'avete vista, l'auto è una Mini Cooper bianca. Si aggiunge anche un'altra cosa, pare che tra i feriti ci siano anche dei bambini, quindi è un gesto abbastanza ributtante nella sua vigliaccheria, tra l'altro. Andiamo a dare un'occhiata naturalmente, ecco, abbiamo un nuovo aggiornamento sempre della BBC, battuto pochi minuti fa. Che cosa sappiamo per adesso? Sappiamo appunto che questo 24enne, già noto alla polizia per furti e reati collegati alla droga, era arrivato in Germania nel 2016, aveva visto respinta la sua richiesta di asilo, ma non era stato espulso. Sappiamo inoltre che di questi 28 feriti, alcuni, secondo la polizia, sono in condizioni serie o addirittura critiche. La macchina, sempre secondo la polizia, ha accelerato poco prima di colpire appunto questo gruppo di persone che stava facendo una manifestazione dei sindacati. I pedoni, tra l'altro, sono scappati a chiudersi nei negozi e dentro le case mentre si svolgevano questi fatti, secondo alcuni testimoni che hanno parlato con la BBC. Questo è un fatto che avviene, questo potenziale attentato avviene un giorno prima appunto di questa security conference prevista a Monaco tra Zelensky e Vance, e una settimana prima più o meno delle elezioni nazionali in Germania, dove peraltro in Germania da tempo la situazione si è fatta molto pesante quando si parla dell'immigrazione nel paese, e il dibattito è molto forte. Vediamo in questo momento, tra l'altro, la polizia sta facendo tutti la ricerca di prove, la ricerca di reperti, e pensate che la polizia tedesca a Monaco per l'evento di domani sta per dispiegare qualcosa come 5.000 poliziotti per le strade della città. Tra l'altro a Bruxelles, mentre era in corso una conferenza stampa del segretario generale della NATO Mark Rutte, la notizia del presunto attentato in quel di Monaco ha spinto Rutte a esprimere il suo shock e la sua amarezza per quanto accaduto. Manifestiamo solidarietà alla nostra alleata, la Germania, e i nostri pensieri sono con le vittime e con tutti i loro cari. Allora, naturalmente questo che cosa vuol dire? Vuol dire, qui c'è l'analisi della corrispondente da Berlino, Jessica Parker, della BBC, che scrive giustamente che da questo momento il tema dell'immigrazione sarà il tema cruciale di queste elezioni. La Germania, scrive appunto la Parker, è a una sola settimana da un'elezione difficile che è stata a cui si è arrivati a causa del collasso del governo di coalizione di Olaf Scholz. Il cancelliere socialdemocratico sta adottando un atteggiamento sempre più duro nei confronti dell'immigrazione, e questo dopo una serie di attacchi che hanno coinvolto dei sospetti, i quali avevano richiesto appunto asilo in Germania. Il suo rivale, il leader della CDU, l'Unione Democratica Cristiana, Friedrich Merz, ha anche egli cercato di seguire una linea ancora più restrittiva. Entrambi sono però consci del fatto che il partito di estrema destra AfD, Alternativa per la Germania, e che secondo i sondaggi è secondo, abbia reso il tema dell'immigrazione il suo cavallo di battaglia. La sofferenza di quelli che sono stati feriti e della loro famiglia naturalmente occuperà molti dei pensieri dei tedeschi in questi giorni, e in ogni caso c'è anche possibilità che l'immigrazione e la sicurezza pubblica siano ora sempre più al centro e sempre più destinati a dominare la parte finale, la settimana finale della campagna elettorale tedesca.
Diciamo così, l'analisi della collega da Berlino mi sembra abbastanza in tema e intonata con le parole, tra l'altro, che sono state espresse sia da Scholz che dal presidente della Baviera, Markus Söder, perché Söder naturalmente ha detto: chiariremo tutti i dettagli, reagiamo con molta cautela a qualunque attacco come questo, ma posso anche dirvi che la nostra determinazione sta crescendo. Non è questo il primo caso e chissà quanti altri ne potranno capitare. Non è anche, adesso è ancora più importante il fatto che, oltre alla gestione dei casi singoli, in aggiunta anche alle preoccupazioni che tutti quanti stiamo provando in questo periodo, insieme alla simpatia e insieme alla grande speranza che molti possano star meglio, possano guarire, molti dei feriti possano guarire, dovremo anche mostrare la determinazione che qualcosa dovrà cambiare in questo paese. Invece Scholz, che stava parlando nella città di Fürth, ha detto che l'attentatore, il presunto attentatore, dovrà lasciare il paese. Auguri. Però questi si svegliano che bisogna espellere la gente solo dopo che succedono i fatti. No, stanno diventando un po' come l'Italia, se ci fate caso. Succede uno stupro, viene fuori che il galantuomo, si fa per dire, implicato nello stupro aveva già ricevuto il provvedimento di espulsione, però come non è, circolava tranquillamente per le strade di questo paese. E vedo che in Germania si stanno molto italianizzando. Io prima lo dicevo per battuta a Roberto Giardina, avete sentito le nostre conversazioni, avete sentito le nostre interviste, insomma, anche in questo periodo elettorale. Però cavolo, adesso comincio a dirlo in maniera abbastanza inquietante, perché se la Germania comincia a diventare così, veramente non ho parole. Ecco, abbiamo anche un'altra testimonianza. Tale Alexa dice alla BBC la gente ha cercato, naturalmente c'è stato il fuggi generale con la gente che cercava di trovare un posto dove nascondersi o mettersi al sicuro, ma questa Alexa dice che la Mini è stata così veloce da tirare giù tra 10 e 15 persone direttamente a terra, e dice di aver sentito 2 colpi di pistola che ritiene siano venuti da parte della polizia. Ancora Scholz dice che chi ha compiuto questo gesto non può sperare in qualsiasi tipo di clemenza, deve essere punito e deve essere espulso dal paese. Se è stato un attentato, dobbiamo prendere delle azioni consistenti contro possibili attentatori, utilizzando qualunque strumento che la giustizia ci mette a disposizione. Quindi, signore e signori, questa è la situazione alle 18:48 minuti e 23 secondi in Germania, e a questo punto la domanda si pone e la pongo a voi. Questo gesto può portare al potere i neonazisti dell'AfD? A questo punto? E badate bene, faccio mie le parole appunto di Giardina. Il 20% sono neonazisti, ma l'80% sono tedeschi che si sono rotti i cabasisi per come vanno le cose in Germania e non si riconoscono nei partiti tradizionali. Allora la domanda è: se questa era già la base di partenza, ma voi vi immaginate che cosa succederà adesso? Io vi pongo questa domanda, la lascio a voi, se avete voglia di commentarla, 0292947222, e naturalmente se volete dire la vostra. Certo è che tutta quella politica merkeliana di accoglienza, vi ricordate quando i tedeschi sono andati alle loro frontiere, refugees welcome, tutti che accoglievano, la Merkel che aveva incoraggiato l'accoglienza e così via, la Merkel che si è fatta viva tra l'altro in questi giorni di polemica appunto sull'immigrazione. Ecco, a questo punto io direi che la Germania ci stia per mettere una grossa pietra sopra su questa tendenza all'accoglienza e molto probabilmente le sorprese elettorali a questo punto non mancheranno. C'è un fatto, c'è evidentemente una crisi dei partiti in Germania. C'è evidentemente una politica che non è più quella. D'altronde
lo abbiamo sentito proprio da Roberto Giardina, la questione del Bürgergeld, che sarebbe il loro reddito di cittadinanza. Gente che arrivano anche i parenti, finiscono per accumulare una quantità tale di sussidio che si possono permettere l'affitto di una villa con tutti i comfort, mentre invece c'è il pensionato tedesco che crepa di fame, c'è il pensionato tedesco che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Ecco, quando poi queste cose si uniscono, quando queste cose poi si accumulano, è normale che la gente poi si incazza e vota il più forte possibile. Questo credo che sia abbastanza chiaro, questo credo che sia abbastanza evidente. Poi, se vogliamo giocare alle belle statuine, se vogliamo giocare all'accoglienza a tutti i costi, a fare gli accoglioni, facciamo gli accoglioni, ma poi la gente dopo vota ancora più a destra dell'AfD se può, per cui vedete un po' voi. Allora, diamo un'altra occhiata sempre alle agenzie. Eccoci qua con l'ANSA. Antonino, abbiamo una chiamata. Ah, pronto, chi è là? Alberto, ciao Antonino. Ciao Alberto, Senti, ben io trovato. volevo fare solo questo commento in linea a quello che hai detto, questo attentato di Monaco, ovviamente considerando i trascorsi della Merkel e l'apertura a milionate di siriani, per carità con un'ottima intenzione, che purtroppo però di cui è lastricata la strada per l'inferno, no? Quindi problemi di ordine pubblico, problemi con gente tedesca che comincia a capire che forse il modello che hanno spinto per anni senza il gas russo non può funzionare. Risultato, chiaramente questa cosa cambierà sicuramente le percentuali di AfD e credo anche della CDU, perché ovviamente se ti fanno una, due, tre cose di questo tipo, anche quello, come dire, graniticamente democristiano, alla fine vota per il cambiamento più estremo, perché è chiaro che non puoi vedere accadere queste cose nel tuo paese. Cioè, se non sei completamente pazzo, io non credo che FD potrà risolvere, come non avrebbe risolto Saravagen, però è la risoluzione de panza, come direbbero a Roma, sul fatto che non sapendo più a che santo votarmi, provo questi e vediamo che succede. Continuate così, grazie per il vostro servizio. Grazie a te Alberto, ma guarda, credo che tu abbia fatto una valutazione impeccabile dei fatti, cioè lascia che io usi per un attimo un linguaggio da Facebook, non vedo errori. È così, cioè alla fine la gente poi, ma poi scusate, ma proprio voglio dire, la sinistra Refugees Welcome, poi anche la CDU appunto merkeliana che dice Refugees Welcome, e poi però improvvisamente, guarda caso, succede questo fatto e diventiamo tutti legge e ordine, tutti ma da adesso guai a quello che succede. Non si fanno sti giochini, perché la gente poi non ti crede, e Alberto ha detto la verità, cioè la gente non ti crede, a quel punto dice vabbè, li abbiamo provati tutti, proviamo pure questi, visto e considerato che non fanno altro che parlare di immigrazione, di espulsioni e di tutto il resto. Le anime belle possono dire quello che vogliono, la gente poi però va nelle urne e vota. La gente va nelle urne e vota. E quando poi la gente va nelle urne e vota, non è che uno può dire qua, là, fanno schifo. Il popolo poi vota. E bisogna bisogna prenderne atto, anche se non ci piace. Altra telefonata, pronto, chi è là? Buonasera Antonino. Ciao Antonello. Buonasera. L'altra volta ti dicevo che ti avrei mangiato il naso, questa volta ti mangerò le orecchie. Oddio, stai attento, dimmi. Non sono un cannibale, attenzione. Comunque, senti... Ma in Veneto non ci sono cannibali, benedetti Dio. Ecco. Appunto, a parte i granchi blu, ma per il resto... Senti un po', non capisco perché la metti sul piano dell'estrema destra vincerà. Cioè, dobbiamo aiutare la gente a capire una cosa importante, che la vita è sacra e la vita va rispettata.
Per cui è normale che se un individuo volontariamente, volutamente ha fatto quell'atto come quello che è successo in Germania, questo va, te lo dico francamente, come un criminale appeso ad un palo, perché io non posso permettermi di concepire che tu mi togli la vita e poi tu invece continui a vivere. No ragazzi, questa non è giustizia. Caro Antonino, devi aiutare le persone a ragionare. Ti faccio un esempio specifico. Nel 2008 un uruguaiano in Uruguay ha ammazzato una ragazza giovane e adesso la notizia del 13 di febbraio è che dopo 16 anni questo uruguaiano è stato scarcerato. Allora mettiamo le cose in una bilancia. Da una parte mettiamo la vita di una ragazza che non c'è più e dall'altra mettiamo quella dell'uruguaiano che ancora invece c'è. Ti pare giusto questo? No. È inutile che diciamo estrema destra, estremo centro, estrema sinistra. La giustizia deve essere questa. Tu mi hai tolto la vita volontariamente, non perché è successo un incidente. Bene, allora tu paghi con la tua vita. Questo, come dice un filosofo dell'antichità, perché la sentenza non è stata eseguita, il cuore dell'uomo si è volto a fare il male. Sì, se noi condoniamo tutto, la gente farà quello che vuole, ruberà, ammazzerà, aggredirà. Capisci il punto, Antonino? Quindi anche voi giornalisti dovete presentare meglio queste informazioni. Grazie Antonino, buon lavoro, ti risparmio naso e orecchie. Prego, no, io presento come dico io e se permetti non condivido una riga di quello che hai detto. Nel paese di Cesare Beccaria presumere la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, non è giustizia, è semplicemente vendetta, punto 1. Punto 2, significa veramente tornare all'età della pietra. Allora, noi viviamo in un paese civile, moderno, democratico, siamo nella libertà, grazie a Dio. E appunto, grazie a Cesare Beccaria, questo è un paese nel quale la gente non va sul patibolo, anche perché se ci fosse la pena di morte in Italia, io non oso immaginare quanti errori giudiziari ci sarebbero. Ma detto questo, c'è un fatto. Un conto è l'assassino si becca l'ergastolo, resta all'ergastolo. E su quello stiamo parlando di processo regolare e tutto quello che volete. Ma su dire vabbè, ha ucciso quindi lo dobbiamo uccidere, mi ricorda molto la giustizia dei Longobardi che quando uno veniva ucciso automaticamente il diritto penale dava la facoltà alla famiglia del morto di andare ad ammazzare l'assassino. Era l'istituto era la faida, se mal non ricordo. Ecco, siccome noi siamo andati un po' più avanti rispetto ai Longobardi di circa 1 migliaia di anni, pensa che a un certo punto il fatto che si potesse fare giustizia la famiglia dell'offeso uccidendo l'aggressore venne sostituito dalla possibilità di sfuggire alla morte offrendo una somma di denaro. Da qui nasce l'idea del risarcimento dei danni, per esempio. Allora, se ci sono riusciti i Longobardi ad avere un'evoluzione, per quale motivo noi dovremmo avere una involuzione? Il concetto è molto semplice. In uno Stato libero e civile, in Occidente, queste cose non si fanno. Si va in galera, si va all'ergastolo e ci si resta, questo sì. Allora parliamo di applicazione dell'ergastolo, allora parliamo di abolire tutta una serie di benefici carcerari. Aboliamo per esempio il computo di un anno in 9 mesi, che ogni anno te ne abbuonano 3, o quantomeno evitiamo questo abbuono per i reati più gravi. Ma no che stiamo a fare occhio per occhio e dente per dente. Allora riapriamo il Colosseo e glieli diamo direttamente in pasta ai leoni, dai, su. Pausa e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva. 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire qualcosa attraverso la zappa o WhatsApp. Che dir voglia. Sì, andiamo avanti con le ultime notizie. Allora, la Corte Costituzionale, sono stati eletti i 4 giudici della consulta, la Meloni è soddisfatta, bene, accordo ampio, meno male, così può procedere l'attività della consulta. Mosca, l'Ucraina i colloqui in un modo o nell'altro, ma il nostro interlocutore sono gli USA. Tra l'altro Zelensky ha appena rilasciato una dichiarazione dicendo: non fidatevi di Putin, che dice di essere pronto a chiudere la guerra. Vediamo che cosa allora dice l'ANSA. Vediamo un po'. Intanto Cremlino. L'Ucraina in un modo o nell'altro ovviamente parteciperà ai negoziati sulla fine del conflitto, ma la Russia considera gli USA il suo principale interlocutore. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il giorno dopo che il presidente americano Trump ha avuto colloqui telefonici separati con i leader di Russia e Ucraina. In un modo o nell'altro, ovviamente, l'Ucraina parteciperà ai negoziati. Ci sarà sia un percorso di dialogo bilaterale russo-americano, sia un percorso che ovviamente sarà collegato al coinvolgimento dell'Ucraina, ha detto Peskov in un'intervista alla TV di Stato ripresa dall'agenzia TASS. Ancora, Kiev ammette di aver perso 2/3 di territorio conquistato nel Kursk. L'Ucraina, batte ancora l'ANSA, alle 18:27, ha ammesso di detenere a malapena 1/3 del territorio nella regione occidentale russa di Kursk che aveva inizialmente catturato durante un'offensiva scattata lo scorso agosto. Oggi abbiamo la nostra zona di sicurezza sul territorio della Federazione Russa, lungo il confine con l'Ucraina, che detiene circa 500 km quadrati, ha scritto sui social media il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrskyi. In precedenza gli ucraini avevano rivendicato di controllare fino a 1400 km quadrati di territorio. Zelensky dice anche, sempre ANSA 18:41, che Kiev non accetterà alcun negoziato bilaterale sull'Ucraina senza di noi. Il leader ucraino ha parlato durante la visita alla centrale nucleare di Kmensky, come riporta l'Ukrainska Pravda. Come paese indipendente semplicemente non saremo in grado di accettare alcun accordo senza di noi. Lo sto dicendo molto chiaramente ai nostri partner, qualsiasi negoziato bilaterale sull'Ucraina, non sto parlando di altri argomenti, qui sono liberi, non accetteremo alcun negoziato bilaterale sull'Ucraina senza di noi, ha detto Zelensky. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Dimenticavo di dirti, caro Antonino, che gli Stati Uniti d'America sono la principale democrazia che ci ha anche liberati dal fascismo, dal nazismo, dal comunismo, e che prevedono la pena di morte per i reati violenti, non in tutti gli stati, volontari però. di uccisione. Grazie, Antonino. Non in tutti gli stati, Antonello, informati. Per cui
Tra l'altro la pena di morte è stata soggetta a una lunga moratoria dagli anni 70 in poi con la presidenza di Gerald Ford. Quindi, come vedi, il discorso è molto più complesso e non è certo la chiacchiera da bar. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, già che ci siamo, e diamo un'altra occhiata, vediamo un po' che cosa. Tra l'altro, a proposito della questione ucraina, circola voce, insomma, c'è questa idea che resterebbe una zona di sicurezza smilitarizzata tra Russia e Ucraina una volta stabilito il nuovo confine, che dovrebbe essere guardata da forze europee. E io mi chiedo veramente, l'Europa ha sufficiente spina dorsale per poter piazzare le proprie forze e occuparsi appunto di questa parte di confine? Perché è chiaro che se tra qualche anno Putin decide che è venuto il momento di riprovarci, e poi dopo non è più contro l'Ucraina, ma è contro la NATO. E lì che succede? Quindi anche questo è qualcosa da meditare sull'argomento. Però se l'Europa, che peraltro viene completamente bypassata da questi colloqui, e questo dovrebbe indurre la signora von der Leyen a profonde meditazioni sul ruolo e sul peso della vicenda, la signora von der Leyen dovrebbe meditare su questo fatto e dovrebbe meditare sul fatto che se Trump all'Europa riserva solo il ruolo di andare a fare le sentinelle al confine, sta sostanzialmente dicendo: vi lascio la gatta da pelare, io mi prendo le terre rare. A proposito, domani sera a quest'ora avremo un'intervista con Gianandrea Gaiani sul tema, quindi preparatevi perché vi faccio divertire per davvero. E Gaiani ha detto delle cose molto molto interessanti, quindi domani sera 18:35. Per cui Trump s'acchiappa le terre rare, s'acchiappa un bell'accordo commerciale che magari fa anche con i russi, già che c'è, e poi dopo ci lascia il cerino acceso. E questo è il risultato. Vabbè, confidiamo nei buoni uffici di Giorgia se riuscirà ad ottenere qualcosina da questo accordo, se davvero verrà chiesta all'Europa, alle forze armate europee di andare a presidiare il confine, perché chiaramente se ci toccherà trovare o metterci a fare la guardia da quelle parti, beh, allora quantomeno qualcosa ce la devono dare in cambio, e che cavolo, se no veramente qua facciamo gli utili idioti. Va bene, allora procediamo oltre, andiamo a dare un'occhiatina anche agli amici dell'ADN Kronos, vediamo che cosa c'è stasera da loro. Nel frattempo si sono fatte le 19:08 minuti e 15 secondi. Ecco, arriva adesso notizia che la macchina, la Mini Cooper usata dall'afgano per mettere sotto gente a Monaco, è stata caricata adesso sul carro attrezzi e se la stanno portando via. Tra l'altro per terra sono rimasti anche sapete quelle, come si chiamano quei vestitini, come si chiamano, quella specie di, oddio non mi vengono le parole, di mantellini, ecco, le mantelline antipioggia, perché tra l'altro era una giornata pure abbastanza fredda, di pioggia, e sono rimaste, ci sono calzature per terra e proprio ancora ci sono i segni della devastazione. Allora, l'ADN Kronos, trovandosi facendo, apre con questa notizia. NATO, Rutte avverte adottare mentalità da tempo di guerra. Il segretario generale dell'alleanza ucraina ha mai concordato che negoziati di pace comportino adesione. Negoziati preso atto di iniziativa di Trump. Quindi la NATO non se li non dovrebbe prendersi, non dovrebbe accogliere l'Ucraina, a quanto pare, non si sa, vediamo un po'. Allora, sentite che cosa ha detto Rutte, secondo l'ADN Kronos. Come paesi NATO dobbiamo passare a una mentalità da tempo di guerra e la nostra industria deve seguirci in questo cambiamento. A dirlo il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte durante la conferenza stampa di chiusura della prima ministeriale difesa del 2025,
dove è emersa la necessità di potenziare sia la spesa militare di ogni paese che la base industriale, per garantire la capacità produttiva necessaria per mantenere forte la deterrenza degli alleati. Il settore industriale ha già adottato misure per migliorare la capacità produttiva, ma può fare di meglio. I segnali di domanda sono chiari e continueranno a crescere. Oggi abbiamo concordato un piano d'azione aggiornato per ricostruire un'industria della difesa forte su entrambe le sponde dell'Atlantico. Un'industria della difesa robusta renderà l'alleanza più forte e creerà più posti di lavoro in Europa e Nord America, spiega Rutte. Ancora, alla prima riunione del 2025 tra i ministri della difesa della NATO, gli alleati hanno preso atto dell'iniziativa del presidente Trump per i colloqui di pace tra Ucraina e Russia, già illustrata dal segretario Pete Hegseth nelle nostre consultazioni all'interno del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina ieri pomeriggio. Abbiamo discusso dell'importanza del nostro continuo sostegno all'Ucraina, cruciale affinché questa brutale guerra d'aggressione possa concludersi in modo giusto e duraturo, e abbiamo parlato della necessità che gli alleati europei e il Canada facciano ancora di più, ha detto ancora. Rutte ha reiterato che i Paesi membri stanno già alzando l'ambizione. Nel 2024 gli alleati della NATO hanno fornito all'Ucraina oltre 50 miliardi di euro in assistenza per la sicurezza, di cui quasi il 60% proveniente da Europa e Canada. Questo supera ampiamente i 40 miliardi che avevamo promesso. Il nuovo comando NATO a Wiesbaden, in Germania, è in prima linea nel coordinare questi contributi, spiega, aggiungendo che tra ieri e oggi gli alleati hanno annunciato nuovi pacchetti di supporto militare. Tali misure aiuteranno l'Ucraina nella sua lotta attuale e nel rafforzamento a lungo termine delle sue forze armate. Tutto questo invia un segnale chiaro: Europa e Canada stanno assumendo una quota maggiore della responsabilità transatlantica. Abbiamo avuto un confronto franco e diretto tra noi e con l'Ucraina e usciamo dalle riunioni delle ultime 24 ore con un chiaro senso di scopo, impegno e urgenza, dice Rutte. Ancora, sempre per l'ADN Kronos, vedete che l'ADN riferisce del fatto che al summit di Washington di luglio 2024 la NATO ha ribadito il suo impegno per l'adesione futura dell'Ucraina, ma non è mai stato concordato che i negoziati di pace debbano necessariamente concludersi con l'ingresso nell'Ucraina nella NATO. È un'ipotesi possibile, ma non è mai stata sancita esplicitamente, ha poi evidenziato Rutte. Insomma, tira il sasso e nasconde la mano. Il commento segue la dichiarazione di ieri del nuovo segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, secondo cui l'adesione di Kiev per Washington è una prospettiva irrealistica, poche ore prima che il presidente USA Donald Trump annunciasse di aver concordato unilateralmente di avviare i negoziati per la pace con l'omologo russo Vladimir Putin. Quei negoziati, sottolinea Rutte di fronte alle domande della stampa, non sono nemmeno iniziati. Tutti gli alleati presenti anche alla Casa Bianca ritengono sia fondamentale garantire la pace in Ucraina, porre fine alla guerra d'aggressione che ha già causato centinaia di migliaia di morti o feriti gravi su entrambi i lati del confine. Ma i colloqui devono essere condotti in modo che il risultato non sia percepito come una sconfitta per l'Occidente. Inoltre bisogna evitare che l'accordo venga messo in discussione subito dopo, come è avvenuto con l'annessione della Crimea e gli accordi di Minsk 2014. Putin ha dimostrato che un accordo senza solide garanzie può essere facilmente eroso. Qualunque sia l'esito dei negoziati, bisogna garantire che Putin non possa mai più tentare di attaccare l'Ucraina, dice Rutte, evidenziando che ci sono molte opzioni per garantire la sicurezza di Kiev nel lungo periodo all'infuori dell'adesione alla NATO. E ancora, ci sono consultazioni intense tra gli alleati, inclusi gli Stati Uniti. Io stesso sarò a Monaco domani, dove incontrerò il vicepresidente J.D. Vance. Il rappresentante speciale del presidente Donald Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg, sarà alla NATO lunedì. Ieri sera c'è stato un incontro col nuovo segretario alla difesa americano Pete Hegseth. La NATO e i governi alleati stanno coordinandosi intensamente e lo stesso vale per molti stati membri dell'UE con Washington. Rutte quindi rassicura: le ultime 24 ore sono servite a rafforzare una posizione comune. La NATO è un'alleanza democratica e non sempre si parte con posizioni unanimi, ma c'è stato un forte senso d'unità e convergenza. Non su ogni dettaglio, ma comunque l'alleanza si muove compatta. Tanto vi dovevo.
Allora, sempre l'ADN, Sanremo 2025, Elodie e le polemiche sul voto alla Meloni, non me ne frega niente. Beh, chi se ne frega di Elodie, scusate. Sanremo 2025, polemica sul voto della stampa, Conti, l'anno scorso c'è stata strategia, poi si scusa. Bologna, esplosione in canonica a via Savigno, 2 feriti, si cerca sotto le materie. Video, da quanto si apprende, a seguito dell'esplosione sarebbe crollata una parte della palazzina abitata da persone ospitate dal parroco. La terra dei fuochi, l'ex ministro Costa, riunire la cabina di regia e bonificare l'area. Il titolare del Dicastero dell'Ambiente durante il governo Conte. In 3 anni da ministro dell'Ambiente sono state fatte più cose che nei precedenti 50. Vediamo un po'. Consulta eletti 4 giudici. Gaza, Hamas conferma. Sabato ci sarà il rilascio di 3 ostaggi come previsto. Quindi evidentemente le parole di Trump sono servite a qualcosa. Sospetta intossicazione alimentare in casa di riposo. 3 morti a Firenze. In tutto sarebbero oltre 100 le persone che hanno accusato disturbi. In 5 ricoverate. La procura ha aperto un fascicolo. Vediamo che altro c'è di interessante. Vediamo un po'. Roma chiusa da anni in cantina dal compagno. Arrestato 45enne. Ecco, questo è uno di quei casi in cui, dopo regolare processo, buttare in carcere e buttare via la chiave. Sentite un po' qua. Roma rinchiusa da anni, sempre tenendo presente che noi siamo garantisti. Rinchiusa da anni in cantina dal compagno. Arrestato 45enne. A salvare la donna una vicina che ha dato l'allarme, la 38enne trasferita in un centro antiviolenza. Sentite qui dall'ADN Cronos. Viveva da anni chiusa a chiave in una cantina adibita a camera da letto, segregata dal suo compagno, un napoletano di 45 anni, che la costringeva a una vita di soprusi e vessazioni. La donna, una 38enne polacca, ha riacquistato la libertà grazie alla segnalazione alla polizia di una vicina, testimone di un'aggressione subita dalla vittima in strada. È accaduto qualche pomeriggio fa, quando l'uomo, deciso a far prendere una boccata d'aria alla compagna, l'ha portata a fare una passeggiata per le vie del quartiere. È bastata però una parola fuori posto per far infuriare l'uomo, che ha picchiato la 38enne. Ad assistere alla scena un residente della zona, che è immediatamente intervenuta in soccorso della vittima, provando a fermare l'uomo mentre la trascinava per i capelli per ricondurla alla spelonca. Quando poi il 45enne ha iniziato a minacciare anche lei, invitandola a non intromettersi, la donna ha chiamato il 112. All'arrivo dei poliziotti al commissariato Tor Carbone, ha fornito loro ogni descrizione utile sulla coppia e sulla direzione di fuga dell'uomo, che aveva trascinato con sé la compagna facendo perdere le tracce. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l'abitazione dove l'uomo viveva con la mamma. Nonostante i tentativi di quest'ultimo di minimizzare l'accaduto, la donna ha fatto il signal for help che le ha permesso di salvarsi. Ai poliziotti ha mostrato lo scantinato dove da anni era costretta a vivere le sue giornate. Un materasso matrimoniale, una cassettiera, alcuni sacchi con dei vestiti e un secchio che la donna era costretta a utilizzare per i suoi bisogni fisiologici. Mentre la donna è stata affidata a un centro antiviolenza, il suo aguzzino è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. E con la mamma viveva lui. Pensa un po' che bello. E la mamma non gli ha detto niente di tutto questo. Complimenti. Vabbè. Davvero senza parole. 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, oppure 340 670 9659. Allora, andiamo a vedere un po' che altro succede nel mondo. Vediamo un po' se c'è qualche ulteriore aggiornamento. Vediamo che cosa c'è di interessante. Per un'altra, questa è la serie delle cover, Sveva, al festival? No, domani. Domani, non oggi che è giovedì. Di solito era il giovedì, vabbè. No, Cambia il stasera mondo. ci sono... c'è l'altra parte che ieri non ha cantato, gli altri artisti. Ah, ok. Vedi, io me ne vado a dormire a un orario cristiano e quindi non potendo seguirlo tutto, chiaramente,
poi men che meno stasera, visto che domattina alle 7:30 sarò ovviamente al mio posto per la rassegna stampa. Domani facciamo la dannatona, la maratona Danna, si comincia alle 7:30 e si finisce alle 19:45. Allora, vediamo un po' che cosa c'è di interessante qua. Stiamo dando un'occhiata anche alla CNN. Vediamo un po', ecco qua, ecco, abbiamo una bella notizia che fa ben sperare veramente per la pace mondiale, no? Io ho l'impressione che Trump prima o poi qualche decisione la prende su questa vicenda. Secondo quanto riferisce la CNN, eccola qua, l'Iran sta riarmando il proprio programma missilistico ed è arrivata una nave carica di forniture dalla Cina. Questo lo riferiscono delle fonti occidentali. Sentite qua, sentite qua. La prima di 2 navi con a bordo 1.000 tonnellate di prodotti chimici fabbricati in Cina, che potrebbero essere componenti chiave per il carburante per il programma missilistico militare iraniano. Questa nave si è ancorata al largo del porto iraniano di Bandar Abbas nella giornata di oggi. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Iraniana sia tornata ai consueti livelli dopo gli attacchi devastanti e imbarazzanti da parte di Israele sulle principali fabbriche di missili l'anno scorso. La nave, che si chiama Golbon, ha lasciato il porto cinese di Taikang 3 settimane fa, caricata con circa 1.000 tonnellate di perclorato di sodio, che è praticamente l'ingrediente principale, diciamo così, per la produzione del propellente solido che permette che spinge i missili convenzionali iraniani a media gittata. Questo secondo 2 fonti europee di intelligence. Il perclorato di sodio potrebbe permettere la produzione di propellenti Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ci siamo? A respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Antonino, ti eri bloccato per qualche secondo, adesso siamo di nuovo in onda. È il bello della diretta, Sveva, che ci vuoi fare? Allora, vi stavo dicendo, appunto, questa nave cinese ha portato 1.000 tonnellate di perclorato di sodio e quindi si possono fare 2 tipi di missili, o il Kibar Shekan ne potrebbero produrre 260, quindi 260 motori per altrettanti missili, o 200 motori per 200 missili di tipo HICASM, che è un missile balistico, dicono sempre i servizi segreti, che sono stati consultati dalla CNN. Questa fornitura, tra l'altro, dice sempre la CNN, arriva nel momento in cui l'Iran ha sofferto
una serie di colpi regionali con la sconfitta collettiva sofferta dai propri alleati. La caduta di Bashar al-Assad in Siria, le perdite di Hezbollah in Libano, e a seguito dell'attacco israeliano sulle fabbriche produttrici di missili lo scorso ottobre, alcuni esperti occidentali ritenevano che ci sarebbe voluto almeno un anno prima che l'Iran potesse riprendere la produzione del propellente a stato solido per i motori appunto dei missili. Questa consegna invece indica che l'Iran non è molto lontano o potrebbe essere già pronto a riprendere la produzione dei propri missili. La fornitura, tra l'altro, questa spedizione di perclorato di sodio è stata acquistata per conto del Dipartimento di Approvvigionamento della Organizzazione della Jihad per l'autosufficienza, che è una parte, praticamente è l'agenzia iraniana che si occupa dello sviluppo dei missili balistici. La seconda nave, che si chiama Jairan, ancora deve essere caricata e quindi dovrà ancora partire dalla Cina. Ed entrambe le navi sono navi che vengono utilizzate dall'azienda Repubblica Islamica d'Iran Shipping Lines, sempre secondo le fonti consultate dalla CNN. Questa seconda nave, la Jairan, dovrebbe portare le ultime 1.000 tonnellate di perclorato di sodio in Iran. La Golbon appunto è partita dal porto cinese di Taikang per l'Iran il 21 di gennaio e nei prossimi giorni quindi dovrebbe partire anche l'altra nave. La CNN ha cercato di avere informazioni appunto dall'agenzia iraniana. La fonte, tra l'altro, non ha saputo dire se il governo cinese sapesse di queste spedizioni. E, diciamo così, in sé la consegna di questo perclorato di sodio non è illegale né tantomeno aggira le sanzioni occidentali. Il portavoce del ministro degli esteri cinese, Mao Ning, ha detto ai giornalisti nel mese di gennaio che lei non sapeva di questo specifico caso, ma che la Cina ha sempre rispettato le sue leggi sul controllo delle esportazioni, così come le obbligazioni internazionali del paese. Ma abbiamo un'altra telefonata, però io direi prima sentiamo una canzone e poi torniamo, dai. Daniele Silvestri, L'uomo col megafono, direttamente da Sanremo 95, a tra poco. C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò. Parlava di cose importanti, purtroppo i passanti passando distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo, ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti, per questo andava avanti ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto. Però il fatto è che soffriva. Lui soffriva davvero. L'uomo col megafono cercava, sperava, tentava di bucare il cemento e gridava nel vento parole di avvertimento e di lotta. Ma intanto la voce era rotta e la tosse allungava i silenzi. Sembrava che fosse questione di pochi momenti,
ma invece di nuovo la voce tornava, la voce tornava. Sembravano staccati dal mondo, lui così magro, profondo e ridicolo insieme. Lo sguardo di un uomo che preme davvero qualcosa e che grida un tormento reale, non per un esaurimento privato e banale, ma proprio per l'odio e l'amore che danno colore, calore, colore, calore. Sono parlava di cose importanti, purtroppo passanti, passanti per strade porte, su quanto sembravano ascoltare il suo rumore, di guardare il megafono, cogliere nei propri momenti, quando studiava avanti ancora più continui, che lo prendeva per mano, il megafono sperava, cercava, tentava di bloccare il cemento, gridava, venti parole di labbra, tanto una voce era ritenuto, se guardava il silenzio, sembrava che fosse uno strumento, invece la luce tornava, la luce tornava, con un megafono sembravano staccati da due cose nuove, profonde, un pensiero, uno sguardo di un uomo che prende qualcosa che diventa quanto reale, non pensava tutto privato e banale, parlava. Antonino, a te la linea. E allora, alle 19:32 minuti e 52 secondi, questo era il Sanremo del 1995, Daniele Silvestri, l'uomo col megafono. E oggi che è la giornata mondiale della radio, penso che ognuno di noi che è davanti a questo microfono sia l'uomo col megafono, perché in fondo che vi racconto quello che ho mangiato ieri sera, chi se ne frega. La radio esiste proprio perché tanti uomini col megafono danno voce a chi non ne può avere. E questo è il compito, io credo, specialmente di una radio fatta di parole e di pensieri come questa. Se no sarebbe molto facile mettere su un disco: ciao, chi sei, da dove chiami, chi vuoi salutare, stai andando in vacanza in Salento, sì, va bene, grazie, auguri a tutti, arrivederci. Quello è un altro tipo di radio che qui non abbiamo mai fatto, anche perché, ripeto, siamo una radio fatta di pensieri e parole. Io mi voglio complimentare perché stasera, se sono nel giusto, se le informazioni di cui dispongo sono corrette, stasera noi avremo un programma dopo Zoom, un programma dedicato a Sanremo. Per la precisione, questa puntata si chiamerà I Barbari Cantanti Sanremo secondo noi. Ci sono quei mascalzoni dei Barbari Eleganti insieme con la nostra Sveva, che quindi stasera debutta tipo allenatore e giocatore. Stasera ce l'abbiamo allenatrice e giocatrice, perché farà parte anche lei del cast di questa accolita di appassionati, i quali tra le 20 e le 20:30 insomma commenteranno il festival. Sveva, allora, sono pronti? Siete pronti? Certo, siamo prontissimi, c'è anche qui Marco. Ciao Antonino, indosso la cravatta, so che tu ci tieni.
Non ti posso vedere, però se mi mandate una fotografia sulla zappa voglio vedere la cravatta, anche perché lo sai che io ci tengo, ne ho 353, però il mese prossimo credo che allungheremo ancora di più l'elenco. Mi raccomando, coltiva la cravatta perché ricorda, come diceva Oscar Wilde, una cravatta bene annodata è il primo passo nella vita, il primo passo serio nella vita. Allora, stasera che cosa volete combinare? Intanto mi raccomando, comportatevi bene, che se no Sveva qua al primo impatto dice qua è una maniata e pacci, come si dice a Vibo Valencia, è un gruppone di pazzi e se ne va, per cui cercate di tenercela in azienda. No, ma Sveva ci tiene buoni stasera, ci prova, almeno ci prova. Poi non garantisce, no? Di che parlerete, bella gente? Come? Di che parlerete? Di Sanremo, proveremo a commentare qualche notizia un po' imbarazzante che è uscita negli ultimi 2 giorni e poi in generale le canzoni che ci sono vagamente piaciute e soprattutto quelle che non ci sono piaciute. Ecco, qualcuna che ti è piaciuta, dimmi un po'. Ma Lucio Corsi, Cristicchi, son delle belle canzoni. Quella di Cristicchi è troppo grande per il festival, per questo non lo vincerà. Esatto. Ma vincerà il premio Mie Martini molto probabilmente. Sì, lo penso anch'io. Corsi è quel po' di anni 70 che è dentro ognuno di noi. Beh, dentro di me ce n'è abbastanza, però in generale lui secondo me da qualche poltergeist è piombato da Sanremo 72 direttamente nel 2025. Mike Bongiorno lo stava chiamando sul palco dopo Marcella Bella che aveva cantato Montagne Verdi, lui ha infilato il poltergeist ed è spuntato davanti a Carlo Conti, se no non si spiega. E poi Antonino, io da fan degli anni '80 ovviamente adoro anche i The Colors, non so se li hai sentiti. Sai che mi hanno dato una disperazione, hanno fatto un pezzo che nelle atmosfere riecheggia ruffianamente Pedro di Santa Fe della Carrà. Esatto. Cioè quello è un pezzo che avrebbe potuto cantare Raffaella Carrà nel 1982-84, quindi proprio al tempo di Pronto Raffaella, quando voi altri non eravate manco nei pensieri dei vostri genitori, quando la gente telefonava per sapere quanti fagioli ci fossero nel vaso di cristallo. E vabbè, sì, d'accordo, però non ha il mordente del pezzo dell'anno scorso. Il pezzo dell'anno scorso è tanta roba, tant'è vero che io ne ho fatto una parodia che poi è andata in onda su Aria Fritta, per cui diciamo che ho avuto modo di divertirmi anche alle loro spalle, però quello era un gran bel pezzo, sì. Sono d'accordo. Ecco, come cose, una cosa sì interessante, difatti li ho messi all'inizio stasera della puntata. Dopodiché Willy Peyote l'ho trovato carino, 7 direi, A da me 7. piace molto Willy Peyote. Sì, ma perché lui insomma ha un po' rinogaetaneggiato con questa canzone, più dell'altra volta. Quindi, e poi si è presentato vestito che pareva a Sanremo 83, pareva Edoardo De Crescenzo poco prima di cantare ancora, per cui va bene così, per me è un sì. Sì, anche per me. Prende un po' quell'ispirazione funky soul che a me non dispiace, dai. Ci sta, ma bisogna essere funky, c'è bisogno di funky. Come cantava anche Andrea Mingardi nel 1977 nel suo Super Circus, la Squirrel funky, cool, bellissimo pezzo. Non ho mai avuto il coraggio di mandarlo in diretta, però sappiate che è un pezzo di invettive in dialetto bolognese, tra l'altro, ce lo dovrebbe tradurre Beppe Braga sto pezzo. Poi qualche giorno lo mettiamo e glielo facciamo tradurre in diretta, va? Sì. Voi non fatelo, se no andate in galera. Comunque, vabbè. Grazie allora, restate con noi perché alle 20 avremo i barbari cantanti. Grazie allora. a te Antonino, abbiamo una telefonata comunque, eh? Sì, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, ben trovato anche a te. Bonsoir a tout le monde, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va, va bien? Va bien, è il supermarché bien, come diceva la pubblicità dell'R4. là là, e dunque oggi è la giornata internazionale della radio. Guglielmo Marconi che lo inventò, la madre della
televisione del tubo catodico, e dunque prima c'era soltanto la RAI, il servizio pubblico, EIAR allora, e poi sono nate le radio pirata, le radio libere, c'è questa che è Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, dove Zoom, il Drive Time, il Mezze Fatti, egregiamente condotto da te, Antonio Danna, è stato insignito del microfono d'oro l'anno scorso come programma di infotainment, e dunque tanti auguri. Oggi tra l'altro il 13 febbraio 2025, vigilia di San Valentino, domani festa di tutti gli innamorati, siamo in tema carnevalesco, e dunque c'è non altro che da essere entusiasti in questo periodo dell'anno. Se mi consenti, fin quando non ci congederemo con un cordiale saluto, Antonino, il mio punto lo vorrei incentrare sul Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Vai! Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio. Si sono accese le luci del Teatro Ariston per la serata inaugurale della 65esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, la kermesse che per una settimana ferma l'Italia davanti al televisore. A guidare il pubblico in questa avventura musicale quest'anno è tornato Carlo Conti dopo le 5 edizioni firmate Amadeus, con un pubblico che si è aggirato intorno ai 15.000 di telespettatori, con uno share intorno al 75 e più per cento. 15 milioni di telespettatori comunque come total audience, perché si conteggiano quest'anno anche computer, tablet, smartphone e quant'altro. È stato affiancato nella co-conduzione da Antonella Felice e Gerry Scotti, e ieri sera invece da un performer come autore di canzoni anche per Mina, Cristiano Malgioglio, e dal comico Nino Frassica, per delle serate che sono pronunciate ricche di emozioni e di grande spettacolo. Stasera ci saranno 3 donne al suo fianco, le co-conduttrici, che saranno Miriam Leone, Katia Pollenza ed Eletta Lamborghini. Sono stati 29 gli artisti in gara nella categoria campioni, pronti a esibirsi con i loro brani inediti come vuole il regolamento e a conquistare il pubblico e la giuria. Giovanotti è stato il super ospite della serata iniziale, la sua performance è iniziata con il contributo registrato di Rocky 1000 che suonavano tamburi nelle strade, nel ponte, sui balconi della città, dei fiori di quelli di Sanremo, creando una sorta di tappeto sonoro che preparava il terreno per l'arrivo dell'artista. Con l'inizio dell'ombelico del mondo, Giovanotti è entrato in scena, la performance è proseguita poi con il brano Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, a seguire dal Teatro Ariston con I Love You Baby, fuori onda e a te. Poi Giovanotti, come è esatto, ha proseguito con l'orchestra che seguiva momenti di gloria, il pianoforte, per finire con l'esecuzione di Un mondo a parte, il nuovo singolo tratto dall'album estratolato Il corpo umano volume 1. Nella serata iniziale c'è stato il videomessaggio di Papa Francesco, c'è stata la performance di un'iraniana e una palestinese, proprio per voler essere veicolo di messaggio di tregua alla guerra che distruzione e morte, di portatore di forriero di pace. E dunque Noah e Mira Howard hanno interpretato la celeberrima immagine di John Lennon con una grafica che mostrava la traduzione del brano in ebraico e in arabo. E poi ecco, come non sottolineare tra gli altri Giorgia e i suoi vocalismi virtuosistici, la cura per me, che volersi prendere cura di se stessi, o Simone Cristicchi che ha portato un brano sublime, pura poesia, che secondo me è teatrale, ha emozionato, ha commosso tutti a versare lacrime con Quando sarai piccola, racconto autobiografico di quando una malattia degenerativa come l'Alzheimer, che aveva costretto un figlio a diventare genitore del suo stesso genitore, della madre, la signora in platea che con il trucco sbavato era un simbolo, però urlava per quel che poteva con i suoni meravigliosi delle sue labbra, la gioia che poteva esprimere un figlio che si prende cura della mamma in quello stato. E anche da sottolineare poi Biancabalti che con la sua presenza ha mostrato il coraggio di una donna di mostrarsi da top model qual era, che poteva essere della patologia oncologica e delle terapie per affrontarla, mostrando una nuova bellezza che accomuna tutti, senza essere così altro che vulnerabile. Ha mostrato senza vergognarsi
senza parrucca o travestimento com'era, proprio così si sposta nella sua semplicità e dunque è veramente una grande forza d'animo. E dunque è stato un bel festival, a mio parere, Antonino, veramente, torno a ripetere, Cristicchi su tutti, teatrale, una pura poesia sublime, mi ha emozionato tantissimo, mi ha commosso, ho visto anche il video e mi ha entusiasmato, e Giorgia con degli Sposini, io la seguo in tutte le tournée, è veramente eccezionale. Ecco, un festival anche impegnato, dunque, oltre che essere una vetrina della canzone italiana. Io vorrei chiederti, un festival di Sanremo ha ancora un senso? Può essere impegnato, può veicolare dei messaggi che vadano oltre la canzonetta? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Bella domanda. La canzonetta porta ancora dei messaggi. Abbiamo avuto il tempo dei cantautori e ci sono ancora. Se mi dici però che arrivano messaggi da Fedez o da quelli che vengono dai talent, secondo me no. Ha ancora senso Sanremo? Sanremo è ormai una sorta di grande rituale repubblicano in cui la gara delle canzoni spesso passa in secondo piano. Per fortuna, appunto, Carlo Conti viene dal mondo della radio e stasera, come le altre sere, abbiamo visto più canzoni che tirate politiche o politicanti. E questo non può che far bene al festival e segna un gradito cambiamento rispetto alle feste dell'unità che faceva Amadeus nella sua passata gestione. Con questo noi chiudiamo qua, vi ricordo What Boys, perché io modestamente Gianni De Michelis come ideale, stasera ci saranno i Duran Duran a Sanremo, io ovviamente li guarderò, perché insomma, sappiamo che c'era la Chiarelle, Duranno, Spandau, io sono duraniano, punto. E chiudiamo con un pezzo da Sanremo 85, Mattia Bazzar, Souvenir. Tra poco i Barbari Cantanti con la nostra Sveva, la nostra malcapitata Sveva insieme a quella banda di mascalzoni. Comportatevi bene, se no vi alzo le mani. E che dire di più? Grazie per essere stati con noi. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Appuntamento a domani con la Dannatona dalle 7:30 alle 19:45. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.